Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi vediamo come si apre una bottiglia in modo corretto. Durante una cena elegante o ad una ricorrenza particolare, l'apertura di una bottiglia, se non si è degli esperti in materia, può veramente riservare delle spiacevoli sorprese. Infatti l'estrazione del tappo di sughero, che può sembrare un gesto banale, in realtà ha bisogno di determinati accorgimenti. Secondo Alessandro Scorsone, noto sommelier e maestro di cerimonia a Palazzo Chigi, all'interno di una bottiglia sono racchiuse la storia del vitigno, della cantina e anche dell'area geografica del vino che andiamo ad aprire. Occorre quindi estrarre il tappo con grande consapevolezza e cura al fine di non rovinare l'atmosfera di questo magico momento. Ecco allora 5 regole che grazie a Michela, una giovane sommelier, andremo ad apprendere per imparare ad aprire una bottiglia in modo impeccabile. Michela ora ha preso il cavatappi e infilerà la spirale, detto anche verme, nel punto centrale del tappo di sughero. Ruoterà per 4-5 giri il cavatappi con molta calma. Dopodiché inizierà a sollevare il tappo con una prima leva e l'operazione continua delicatamente fino a stappare completamente la bottiglia. Come avete sentito non c'è stato rumore e il tappo non è mai stato toccato con la mano. Una volta estratto il tappo verrà annusato. Quindi Michela prenderà un altro tovagliolino che si chiama frangino per pulire il collo della bottiglia da eventuali residui. Il frangino poi verrà utilizzato anche per asciugare eventuali goccioline di vino che potrebbero scivolare lungo il collo della bottiglia nel versare il vino. Il frangino peraltro è quel tovagliolino che noi possiamo trovare anche sopra il secchiello del ghiaccio. A questo punto siamo pronti per fare il primo assaggio. Ecco quindi Michela che verserà il vino. Vedete che la bottiglia non si tiene dal collo ma si tiene dal fondo. A chi spetta il primo assaggio? Il vino dovrebbe essere assaggiato dal sommelier oppure da chi ha ordinato o consigliato il vino, dal padrone di casa, oppure se tra i nostri commensali c'è un esperto in materia, affideremo a lui l'assaggio del vino. Dopodiché si può passare alla mescita del vino, ovviamente rispettando l'ordine delle precedenze e quindi prima verranno servite le donne. Come avete visto, Michela ha versato il vino con la mano destra, che è la mano di Dio, considerata la mano di Dio. I mancini possono portare alla bocca il proprio bicchiere con la mano sinistra, ma se devono versare il vino a qualcun altro, devono versarlo con la mano destra, per rispettare una superstizione plurisecolare.